Continuano i seminari rivolti ai professionisti organizzati dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo. Ieri pomeriggio, nella sede dell'Ordine, in modalità online, si è svolto il seminario dal titolo L'esperto in criteri ambientali minimi, cosiddetti CAM, organizzato di concerto con l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, INBAR, volto a fornire ai professionisti una serie di informazioni sui CAM e a descrivere le attività formative per la figura professionale di esperto in criteri ambientali minimi. Stiamo puntando tantissimo sulla formazione e l'aggiornamento professionale dell'architetto, nella consapevolezza del ruolo importante che recita questa figura professionale nei processi di trasformazione del nostro territorio. In particolare, durante questo primo semestre 2022 stiamo affrontando la formazione su tematiche particolarmente innovative come la progettazione digitale, il BIM, il fotorendering, l'uso della fotografia in architettura e, per andare alla tematica odierna, la progettazione dei lavori pubblici nel rispetto dei criteri ambientali minimi, i cosiddetti CAM che sono stati introdotti e resi obbligatori per i lavori pubblici dall'articolo 71 del Codice dei contratti. L'obiettivo del legislatore è quello di promuovere una progettazione che sia in grado di puntare su nuovi modelli costruttivi innovativi, performanti, sostenibili, in grado di ridurre la spesa, ridurre i consumi e quindi alimentare una sorta di economia circolare che poi si traduce anche in lavoro verde, occupazione verde. Oggi, puntando su un antico e consolidato rapporto di collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Bioarchitettura, l'INBAR, abbiamo voluto promuovere questo seminario sul tema della formazione specialistica della figura professionale dell'esperto in CAM. Formazione specialistica che potrà essere acquisita dai nostri colleghi interessati seguendo il corso che terrà l'INBAR nei prossimi giorni di marzo, il 14 e il 16 per la precisione. È un corso patrocinato anche dall'Ordine degli Architetti della Fondazione Architetti nel Mediterraneo e diciamo che poi la frequenza di questo corso darà titolo ai partecipanti di poter accedere alla certificazione che viene rilasciata da soggetti accreditati come ad esempio il CEPAS, in conformità con le norme internazionali come ad esempio la ISO IEC 17024. Quindi un'ottima occasione di formazione e aggiornamento professionale su una tematica di grandissima attualità. Con quella di questa sera continua la serie di iniziative che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, unitamente al Consiglio della Fondazione AMF Agrigento, hanno programmato e stanno portando avanti per il prossimo periodo primaverile, iniziative fatte di corsi, di seminari attinenti a tematiche fondamentali per la professione dell'architetto e in particolar modo tematiche innovative come quello di questa sera, dedicato ai CAM, ai criteri minimi ambientali, cioè questi requisiti di carattere ecologico e ambientale introdotti dal Ministero dell'Ambiente, diretti, finalizzati affinché le pubbliche amministrazioni possano individuare dei prodotti, dei percorsi, delle tecnologie di carattere ambientale per l'appunto. Siamo qui oggi per presentare in questo seminario per i colleghi per l'Ordine degli Architetti di Agrigento la figura di esperto in CAM in edilizia che l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura che presiedo
ha voluto nel 2020 intraprendere questo tipo di certificazione secondo il decreto sui criteri minimi ambientali dell'11 ottobre 2017, questo requisito importante per tutti i professionisti, quindi la certificazione 17024 su quella che è proprio la competenza della figura del professionista. E quindi, secondo quanto recita il decreto, sono delle competenze importantissime per quanto riguarda le soglie di qualità da affrontare in tutto il processo edilizio, quindi i professionisti sono richiamati da una parte nella progettazione, quindi nella partecipazione delle gare, dall'altra invece riferita alla gestione per quanto riguarda le gare della pubblica amministrazione, diventa un argomento di grande interesse. Tutto ciò è anche chiaramente interessa nell'ultimo anno per quanto riguarda il decreto sull'ecobonus o bonus che si voglia dire, che dalle 17 categorie del decreto, quindi per quanto riguarda i CAM, poi invece successivamente ha introdotto soltanto il risparmio energetico e non tutte le 17 categorie.